Per me la lingua corsa è la lingua di Ugori. Quando è che avete imparato a fare la corsa? Allora, l'imparare di la lingua si è fatta in casa, dirà mamma chi l'ha imparata, che ce l'ha imparata, soprattutto quando era mugiava e si è fatto così, al principio si è fatto così e dopo in paese come cacao. Quando la dublate a lingua corsa? E io provo a dobrarla il più possibile, ma è vero che si può mica sempre va, allora in casa con l'amico, non tua rete sociale di noi e poi anche per il lavoro perché faccio l'inventario del patrimonio e invece ci parlano sempre in corso per conoscere il nome di luoghi, si conoscono in corso, mica in francese, i Biagni, a Piadia. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa per me è la lingua di Ugur, è una lingua di Ugur, non si può mica spiegare bene di maniera veramente naturale di radio perché si ingranda quella, non è mica qualcosa che viene dopo, che si deve imparare all'età di 20 o 30 anni, e perché da poi si parla, allora è veramente una cosa naturale. Come vi dite la bene di la lingua corsa? Allora, io mi piacerebbe di dire beh, perché c'è una passione, e la lingua di nostra antenati, la lingua che è sempre stata qui, la lingua della terra, e poi c'è assai associa o assai idee per sviluppare questa lingua. No, beh, di dire beh, perché deve essere trasmesso e io voglio fare. Forse un giorno sarà di mamma e voglio che i miei idee più tardi parlessero in corso.